Sbarchiamo alle 8:45 a Mogadiscio, ora locale, dopo circa 8 ore dalla partenza da Roma. La città scorre davanti a noi varia e multicolore, mentre dall'aeroporto ci dirigiamo in taxi verso il centro. Le ragazze somale e arabe, nelle loro fute variopinte, il traffico abbastanza caotico di carretti, taxi e biciclette, controllati a vista dalla polizia del governo democratico somalo all'insegna del socialismo scientifico del generale Siad, rendono l'atmosfera interessante e diversa. La città è molto cambiata da quando la vidi anni fa. Le strade sono forse più ampie e ordinate, nuove costruzioni, viali alberati e archi di trionfo in legno colorato con grandi scritte inneggianti il gran capo Siad nella nuova lingua somala scritta. Filiamo ora traballando con scarti continui per schivare i fossi nella luce incerta del nostro primo tramonto africano. Gli alberi di kapok, una specie di cotone, caratterizzano l'azienda di banane di Ouagadi. È in funzione il centro di lavaggio, disinfezione e inscatolamento dei caschi che verranno poi imbarcati sulle bananiere dove arriveranno in Italia 20 giorni dopo.
Noi siamo al lavoro per identificare le qualità del terreno somalo per la coltivazione sperimentale di piantine per appartamento, scopo della nostra missione in Somalia. Attorno a noi, la natura rigogliosissima sembra confortarci dell'ottima scelta alla terra, dove il sole splende perennemente con temperature attorno ai 34-35 gradi e l'umidità pare raggiunga valori ottimali. Questa la Casa Rossa, una delle abitazioni dell'azienda. I grandi alberi sono popolati da migliaia di uccelli, in un continuo concerto di suoni diversi dalle 6 del mattino fino al tramonto. Notare che questi grandi alberi hanno appena 30 anni. Croton dai colori più svariati, bougainville rosse, blu e arancione e moltissima varietà di piante nascono quasi spontaneamente in ogni azienda. Lunghe distese di bananeti di un colore verde intenso, ormai quasi pronte per il taglio con i loro caschi ricchi di banane. Gli uccelli sono onnipresenti, di ogni specie, dai colori gialli, rossi, verdi e azzurri. Questo uno stagno di ninfee chiuse per la calura, popolato da uccelli neri detti boroboro.
torniamo verso il tramonto in cerca delle scimmie, presso il fiume Uebi-Shebeli, ma non riusciamo a vederle, ne udiamo invece solo le grida, stridenti e irritate. Appena dopo il tramonto scorgiamo per un attimo un coccodrillo che si lancia nel fiume.